Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Nahuel Molina diventa un obiettivo concreto per il Napoli dopo il diretto interesse di Massimiliano Allegri per Giovanni Manna. L'argentino dell'Atletico Madrid rappresenta il terzino destro ideale. L'allenatore non è nuovo a questa insistenza. Già durante la sua esperienza alla Juventus aveva provato a portare Molina ai bianconeri, senza successo. L'esterno argentino giocava allora all'Udinese, prima di optare per il trasferimento in Spagna. Ora la situazione è radicalmente cambiata. Il suo contratto con l'Atletico Madrid scade tra 12 mesi e il giocatore ha ripetutamente espresso il desiderio di cambiare squadra. Non si tratta solo di un suggerimento, ma di una reale disponibilità del giocatore a una nuova avventura. Molina è esattamente il terzino che Allegri predilige: fisico imponente, costante spinta offensiva e capacità di crossare e tirare in porta. È un campione del mondo che conosce bene la Serie A e mantiene forti legami con l'Italia. La sua famiglia apprezza il nostro campionato e un ritorno nel nostro calcio chiuderebbe un ciclo aperto da anni. Gli azzurri hanno già fatto i primi passi concreti. Manna ha presentato un'indagine ufficiale all'Atletico Madrid per valutare la situazione. La risposta spagnola non sarà facile. Il club parigino vuole trarre profitto dalla cessione e non è disposto a rinunciare al giocatore. Tuttavia, la situazione contrattuale di Molina favorisce il Napoli, che potrebbe sfruttare gli ultimi 12 mesi di contratto per negoziare una cifra inferiore rispetto a quella di un trasferimento immediato. Priorità nella ristrutturazione della rosa. Non si tratta solo di un suggerimento dell'allenatore, ma di una richiesta esplicita inserita nella lista dei rinforzi necessari. Il Napoli sa che Molina non arriverà a gennaio, ma i preparativi per la trattativa iniziano oggi. Il vero ostacolo non è la volontà del giocatore, ma il suo prezzo. L'Atletico Madrid chiede una cifra considerevole per un giocatore ancora all'apice della carriera e con una vasta esperienza internazionale. Il Napoli dovrà valutare il proprio budget e decidere se investire su Molina o cercare opzioni più economiche per l'esterno. La concorrenza europea sarà agguerrita. Altri club hanno messo gli occhi sull'argentino. Allegri ha un'idea chiara di ciò di cui la squadra ha bisogno. L'arrivo di Molina porterebbe una rivoluzione tattica sulla fascia destra, con il giocatore che tornerebbe a fare ciò che gli riesce meglio: correre, avanzare e segnare gol sulle fasce. Per il mercato del Napoli, questa operazione rappresenta uno dei dossier più importanti in agenda. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!